popolo. You're right where you wanna be. Comfortably inside of my arms. I seen it coming. We was meant pleasantly. Whatever that means. Oh, baby. Whenever you feel you tell me rumble. Need something to eat. I've been there for me. I've been there for me. Whenever you feel your pocket's empty, can call on me. I've been there for me. I've been there for me. Call on me, baby. You change up. You change your energy when we get home. Get what you need and then I'm all alone. Blessings raining down upon me. Baby, it's no harm if you really want my money. Come and take it from me. Come and take it from me. Take advantage of my better nature. I burn through money and I'm burning paper. Who needs it? Not me. Whenever you feel you tell me rumble. Need something to eat. I've been there for me. I've been there for me. Whenever you feel your pocket's empty, can call on me. I've been there for me. I've been there for me. Call on me, baby. Uno degli attivi artisti del Canada, signori. Beh, è comunque musica sconosciuta dalle nostre parti. Si chiama Daniel César, scritto Caesar. Uno degli artisti più interessanti, neo soul, rhythm and blues, innovativo e apprezzato da quelle parti, sconosciuto dalle nostre parti. Call on Me, all'interno della programmazione di Radio Libertà, tra le sconosciutezze musicali che pochi altri hanno il coraggio di proporre. Perché? Perché bisogna fare business, perché devono mettere tutte le stesse cose, così come devono dire tutti le stesse cose. Ascoltando la nostra radio noi facciamo la differenza e ve ne siete accorti anche quest'oggi ascoltando la rassegna stampa, una rassegna stampa che prosegue a spizzichi e bocconi anche a quest'ora, anche attraverso i vostri messaggi. E quindi se avete qualcosa da dire, vi scappa, dai, ditemi il vostro pensiero inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Questo numero lo dovete memorizzare sul vostro cellulare, perché in qualunque momento del giorno o della notte, inviando un WhatsApp al 340 67 09 659, il messaggino ping ci compare nel computer della diretta e quindi il primo speaker, il primo giornalista in onda ve lo legge. Chiaramente se ci seguite in diretta alle 12:36 potete entrare anche in onda chiamando il numero fisso 02 92 94 7222. Anche questo è da memorizzare, perché siamo l'ultima radio che fa queste cose. Chiamando 02 92 94 7222 entrate in onda e commentate le notizie del giorno. Quali notizie del giorno?
Allora, vi ho già letto la notizia forse più particolare che nessuno mette in prima pagina, ma neanche all'interno, è quella, l'avete sentito in rassegna stampa, che mette Avvenire in prima pagina. Tra i medici di famiglia ritornano gli aspiranti. Un importante segnale di ripresa per una categoria in emergenza, medici di famiglia. Chiunque che fa una visita dal medico li vedete quando ci sono, sempre più stanchi, stressati, non ce ne sono più. Persi 10.000 professionisti negli ultimi 11 anni. Bene, sono già state presentate oltre 4.000 richieste ai concorsi regionali, il doppio dell'anno scorso. Quindi la gente, chi studia, vuole tornare a fare il medico di famiglia. Guarda che è una notizia stupenda, è pazzesco che la mette soltanto Avvenire in pagina. Torniamo sul Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera ci fa un bello o brutto, dipende dal vostro pensiero politico, riassunto per quanto concerne le prossime elezioni regionali. A pagina 10, Puglia, Emiliano rinuncia, Vendola no, in Veneto braccio di ferro, Lega, Fratelli d'Italia. Avete capito bene, insomma, che ci stiamo avvicinando alle elezioni regionali, ma da alcune parti ancora non si sa chi si mette in pista. Il puzzle si sta componendo però in Puglia. Tra poco vi leggo l'articolo sul Corriere di Adriana Logroscino. Prima però, giustamente, se c'è qualcuno che vuole andare in diretta, chiamate 0292947222 e c'è qualcuno in onda. Pronto? Buongiorno. Siamo in diretta. L'ascoltatore ci deve ascoltare dalla cornetta telefonica. Pronto, pronto? Sì. Eccoci. Ciao. Ciao. Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Uè, Marco. Senti, volevo chiederti un favore, visto che gli ultimi giorni di Antonino e della sua capitaneria di porto sono stati molto frenetici, non l'ho disturbato con una dedica che volevo fare. Posso approfittare di te? Ah, certo, dediche, richieste, dimmi tutto. Allora, io vorrei dedicare la canzone La società dei Magnaccioni alla Ilaria, ai suoi compagni di partito e al poco di buono che l'hanno eletta. Va bene, grazie, chiaramente senza offesa, grazie a questo ascoltatore. Vedete che c'è la possibilità anche di fare dediche e richieste. Giù il cursore, grazie comunque. Antonino, gli hai dato tu questi vizi a questi ascoltatori, dediche e richieste. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Salve! Ciao, ascolta, io mi sono trovata un messaggio su Facebook che poi ti ho risposto ieri sera, ti ho scritto un po' di cose, sei stato tu a scriverla? Sì, sono stato io, ma ricordo che la pagina Facebook viene sempre lasciata aperta qui a Radio Libertà, quindi scrivetemi, ma mi può rispondere anche altra gente, ecco, può capitare. Sì, quindi sei stato tu, perché poi io ti ho chiesto... Cose erotiche, cose sessuali? No, ti ho chiesto un po' di cose perché ho detto in che senso, poi gli ho scritto vabbè se è Pontida. Allora riassumo io per gli ascoltatori e praticamente l'ascoltatrice mi ha chiesto se poteva prenotare dei gadget, siccome lo state facendo in tanti e fate bene, non si può prenotare gadget. Nel caso della nostra ascoltatrice voleva le magliette di Radio Libertà e di quelle devo dire ce ne sono veramente tante, uno dei pochi gadget di cui ne abbiamo a volontà, quindi non temete, abbiamo quelle piccole, medie, grandi che vanno bene a me, quindi insomma è un XX, almeno 2XL, ecco. Tranquilli, al gazebo di Radio Libertà domenica 21 settembre, magliette e cappellini ce ne sono tantissimi.
ci sono anche altre cose tra i gadget di Radio Libertà, ma ve ne parlo dopo. Se vi dico tutto adesso, dopo mi girate su Radio Popolare. No, volevo invece fare il punto sulla questione regionale. Perché? Perché si sta decidendo qualcosa in Puglia. Oh, all'era ura! Il puzzle si compone in Puglia, ma sto parlando della sinistra. E subito dopo torna a scomporsi. Ah, ma come? La segretaria del PD, Elis Lane, certifica il passo di lato del presidente uscente Michele Emiliano, che rinuncia a mettersi in lista per un posto in consiglio regionale e battezza la candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione, quella di Antonio De Caro, è virgolettato. Ma De Caro, che aveva condizionato, sembra di leggere una telenovela, che aveva condizionato la sua disponibilità alla rinuncia non solo di Emiliano ma anche di Nichi Vendola, intenzionato a candidarsi a sua volta, non molla. Anzi, dopo l'ufficializzazione della Schlein, De Caro ribadisce il suo out puntando dritto l'ex governatore, espressione di AVS. Grazie al PD e grazie a Emiliano, mi auguro che lo stesso gesto di generosità arrivi anche da Nichi Vendola e AVS, alleati fondamentali per il governo della regione, in modo da avviare la campagna elettorale. Insomma, De Caro non rimuove la riserva sulla candidatura se Vendola sarà candidato nelle liste di AVS. E Vendola replica arrabbiato: la generosità non c'entra niente, c'entra l'autonomia dei partiti, c'entra il primato della politica. E insomma, le posizioni sembrano inconciliabili, eppure Schlein sulla 7 ha detto il candidato è De Caro e le trattative proseguono sotto traccia con la regia proprio dell'ex sindaco di Bari, pronto sia a mantenere il punto, sfilarsi e restare in Europarlamento, da dove può costruire un percorso politico alternativo. Tuttavia è anche convinto che prima di rinunciare a lui come candidato presidente, AVS si farà degli scrupoli. Del resto, dentro Fratelli d'Italia con De Caro in campo si stima una sonora sconfitta, finisce 70-30, dicono sconsolati, mentre senza di lui la partita si aprirebbe. Ma in gioco non c'è solo il governo della Puglia, e qui, signori, chiaramente dovete anche farvi un giro a pagina 10 del Corriere, perché c'è Massimo Franco nella sua nota che scrive: una campagna che si gioca in primo luogo dentro i partiti, riprendendo la famosa espressione che non va mai fuori moda, cacicchi. Cacicchi è dispregiativa ma efficace. Vuole fotografare una nomenclatura locale che si ritiene più o meno inamovibile, è in grado di condizionare e tenere in sospeso le decisioni dei leader nazionali. Quanto avviene in Veneto e in Campania, per citare casi più eclatanti, è uno scontro sordo quanto evidente tra gruppi dirigenti di uno stesso partito o di una stessa coalizione. Ma se i cosiddetti governatori pesano tanto, non dipende solo dalla loro abilità e dal loro radicamento, né bollarli con epiteti negativi spiega tutto. In realtà, scrive Massimo Franco oggi sul Corriere, i Luca Zaia, i Vincenzo De Luca sanno di poter giocare sulle contraddizioni e i contrasti tra i loro capi. Per paradosso, sono loro ad applicare la massima del divide et impera sulle leadership nazionali e non il contrario. Magari più che comandare si tratta di resistere e influire sulle scelte. Ma se la Lega non avesse problemi con la sua identità nordista e non fosse in aperta competizione sia con Fratelli d'Italia che con Forza Italia, forse la questione apparirebbe meno drammatica. Lo stesso vale per le resistenze di Antonio De Caro del PD in Puglia, che chiede discontinuità al proprio partito. Sì, ma noi non facciamo le scene che sta facendo da quelle parti De Caro, ragazzi. Quanto a De Luca, abile a strappare un accordo con Elis Lane alle sue condizioni, la polemica con la segretaria del PD avrebbe un impatto diverso se il partito non fosse diviso. Abbiamo visto che alla festa dell'unità non ci sono altri partiti sul palco, ma ci sono le correnti. Praticamente sono quelli i veri nemici del PD, le correnti del PD.
se non alleggiasse l'accusa di essersi snaturato pur di allearsi col Movimento 5 Stelle, aggiunge la nota. C'è poi, seppure sullo sfondo, l'aspetto della candidatura di Roberto Fico, non Fizzo, Fico, ex presidente grillino della Camera, privo di esperienza amministrativa, un elemento che facilita le pretese di De Luca. Il fatto che a destra si navighi al buio sul successore di Zaia pone un problema simile e permette al presidente uscente di usare ogni leva per ritardare le elezioni a fine novembre, giocare con lo spettro del bilancio provvisorio, lanciare avvertimenti sia alla premier Giorgia Meloni, non ancora rassegnata a permettere alla Lega di esprimere una sua candidatura nonostante le percentuali elettorali legittimino le ambizioni di Fratelli d'Italia, sia allo stesso Carroccio. Quando Zaia dice che il vice segretario Roberto Vannacci può essere un valore aggiunto se fa il leghista, certifica un malessere e di nuovo ripropone uno scontro alle regionali che si consuma all'interno degli schieramenti e dei singoli partiti. La sfida è tra di loro e ancora di più tra chi, rivendicando i successi a livello locale, domanda implicitamente al leader nazionale se saprà fare lo stesso a destra e a sinistra. La vera campagna elettorale è in atto dentro e non tra gli schieramenti. Scusa, hai mica un cacicchio? Alla livornese possibilmente, un cacicchio, cacciucco. Sì signori, un saluto da Sammy Varin, certo, io riapro nuovamente a voi se avete qualcosa da dire, da fare, 0292947222 per conversare in diretta e senza filtro su Radio Libertà, oppure provate l'emozione di essere letti, di far leggere il vostro messaggio in onda inviandolo ora al 340 67 09 659. Io intanto nel frattempo proseguo la lettura dei quotidiani che non ho fatto in tempo a leggere questa mattina perché vi dicevo della festa dell'unità. Beh ragazzi, siete di sinistra, altro che feste della Lega ragazzi, si ritorna alla festa dell'unità. Ci sono ancora feste dell'unità, pochissime, a differenza di quelle della Lega di cui vi parlo dopo però se no poi mi si addormentate. No, resistete lì, tra poco vi dico gli appuntamenti da non scordare targati Lega, prima però giustamente quelli targati PD. A Reggio Emilia, scrive il Corriere, nostalgie del passato e dibattiti senza avversari. Il via un po' dimesso alla festa dell'unità. Tra poco vi relaziono tutto per voi piddini. C'è qualcuno piddino? Ci sono. Intanto sentiamo una telefonata. Pronto? Ciao Sammy, sono Mario. Ehi Mario! Ciao, vedo che sei sempre pimpante come la prima volta che ti ho sentito alla radio una mattina. Non avevi ancora i figli, perciò... La prima, quindi più di 14 anni fa, ragazzi. Ecco, era la mattina presto che facevi lo sveglione che fa Drindin e io ero in autostrada a far via Neve, me lo ricordo ancora. Che storia. Era la mattina presto, ho detto, bello. È la stessa voce pimpante, sono contento, vuol dire che l'operazione è riuscita molto bene, mi fa solo un gran piacere. Grazie. Riguardo ai nostri partiti politici, no? È veramente assurdo la cosa che questo governo cerca di mettere a posto un po' i danni di tutti, anche non danni, seguiti anche probabilmente dalla crisi economica, da tante cose, okay. E abbiamo dei falsi di sinistra, perché poi, non so, AVS, non so, gli mancherebbe perché non c'è più, è morto, se no candidava al Capone a mettere cose europee, perché loro se non sono delinquenti non li mettono. E per quanto riguarda il PD, non so che partito è diventato, che cos'è, non è un partito, non credo che è un partito, sembra più una cooperativa, una società per azioni, senti parlare uno in una maniera, uno in un'altra, non sanno neanche fra di loro cosa dicono. Adesso vedremo poi con le elezioni, sono perennemente in campagna elettorale, cioè qui non abbiamo gente che vuole far andare bene l'Italia, solo il loro portafoglio, per non parlare di Coglion Conte, che voglio dire, quello lì è proprio l'apice di quello che può essere proprio il poltronismo in assoluto. Loro erano quelli che dovevano aprire una scatola di tonno, cioè questi qui si sono mangiati non il tonno, anche il peschereccio che prendeva il tonno, cioè sono una cosa vergognosa.
Qui se non si aprono i lavori pubblici, se non si apre un po', l'Italia è fallita, altro che venderla ai cinesi. Bisogna ringraziare se c'è qualche cinese che c'è i soldi da comprare, perché io ti posso garantire che lavorando proprio in piccolo, come da sempre, come fratello, e abbiamo sempre tirato la lima, stiamo tirandola ancora, si fa sempre più fatica e non funziona. Io non mi rendo conto come mai la gente non vede, cioè i politici, i governanti, non si rendono conto che dove vai, chiudono negozi, altre partite chiudono, cioè gente che niente. E dico, come vuoi fare ad andare bene in Italia? Sono sempre meno quelli che lavorano e pagano le tasse per mantenere quelli che non fanno niente, ma come si può andare avanti? Cioè, non lo so. Vabbè, a parte questa piccola bella notizia, ti auguro buona giornata. Ciao Sammy, grazie. Grazie, è chiaro che dopo questa telefonata non dovremmo fare altro che spegnere i trasmettitori, perché ha fatto una fotografia assolutamente veritiera del momento e quindi non possiamo che fare un applauso a chi ancora prosegue, riesce nonostante tutto a lavorare, riesce nonostante tutto a guadagnare qualcosa per sopravvivere, soprattutto agli imprenditori che hanno voglia ancora di fare, di inventare. Ricordatevi che questa radio è anche la vostra voce, approfittatene per pubblicizzare la vostra attività, il vostro prodotto, come qualcuno già fa su queste frequenze, ma soprattutto approfittate di me. Sì, e il bello di avere un Sammy Varin in onda è che il Sammy Varin vi dà spazio gratuitamente, senza chiedere soldi a nessuno, pubblicizzando ciò che portate avanti, la vostra ditta, la vostra scelta, chi produce miele, e avremo un produttore di miele e di cose buone proprio allo stand di Radio Libertà il 21 di settembre a Pontida in provincia di Bergamo, chi vende l'olio, chi fa qualche opera positiva, l'archeologa che abbiamo sentito prima, un'archeologa campana che dice ma in Campania non ci sono soltanto la mafia, le uccisioni, le accoltellate, no, c'è qualcos'altro, e allora pubblicizziamo le bellezze sconosciute della Campania. Scegliete questa radio e chi ha delle idee, chi ha coraggio di esprimerle, lo spazio è gratis, non faccio pagare nessuno. Se poi mi portate un salame lungo mezzo metro, chiaramente, Simone, solo che lui è addetto all'entrata, no? Quando suonate, citofonate Radio Libertà, prima mostrate il salame e poi vi facciamo entrare, sto scherzando. C'è una telefonata in onda, pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Quella. Scusami se mi reinserisco. Allora, Prego. stamattina ti ho dato un suggerimento, se lo vorrai, su quell'articolo che c'è su Atlantico Quotidiano riguardo ai presupposti di Hamas. Adesso invece ti do un suggerimento. Allora, tu ti lamenti giustamente che Milano sta morendo, no? Chiudono i negozi, le ZTL hanno intenzione, pare, di metterle a pagamento per tutti. Questo sta succedendo, secondo me, in tutte le città governate dal centro-sinistra, perché lo vediamo anche a Bologna, dove hanno messo 30 km/h come a Milano. Lo stiamo vedendo anche nella mia città, Mantova, che è una città piccola rispetto a Milano e Bologna. Noi facciamo 50.000 abitanti come città, e dove è sempre più difficile parcheggiare, perché il sindaco sta tagliando di brutto i parcheggi. Sono pochissimi quelli gratuiti, sono sempre di più quelli a striscia azzurra, a pagamento, ma soprattutto, se prima la crisi riguardava le zone periferiche della città, da un anno a questa parte sta morendo anche il centro storico. Io non so se tu ci sei mai stato a Mantova, Sammy. Ci sei mai stato a Mantova, sotto i portici? Sì, no. Pronto? Non sento più niente. No, ti ho sentito. Ah, ok. Non sentivo più niente io. Il centro di Mantova è piccolo, nel senso che saranno un 300 metri di lunghezza per altri 300 di larghezza, dove fino a un paio di anni fa c'erano dei bellissimi negozi, boutique di tutti i tipi. Ormai invece stanno chiudendo i negozi, chiudono i negozi e vengono sostituiti da soltanto negozi di alimentari, cioè di take away, pizza al taglio, kebab, polpetterie,
tutta roba da asporto, e questo è secondo me un brutto segnale. E molti di questi negozi che vengono aperti sia in centro che nelle periferie sono spesso gestiti da stranieri. Ma io mi domando, e questo potrebbe essere una ricerca che magari si può fare attraverso Radio Libertà con chi si occupa di commercio, con gli esercenti, eccetera, ma come mai chiudono i negozi italiani e ovunque, anche in periferia, aprono solo stranieri, che siano cinesi, che siano indiani, che siano musulmani, che siano di varie etnie, rumeni, eccetera? Potrebbe essere una ricerca da fare attraverso Radio Libertà. Io ti ho dato un altro suggerimento. Grazie Sammy, ciao. Grazie. Non solo brutte notizie, il nostro ascoltatore. Certamente questa è una notizia che commentiamo già da decenni, perché come Radio Libertà, prima ci chiamavamo Radio RPL, prima ancora avevamo un nome molto pauroso, Radio Padania Libera, e queste cose le abbiamo rilevate, e sono arrivate le banlieue anche qui, e non soltanto l'interland delle grandi città, ma anche i paesi. Altre città come Mantova sono diventate banlieue, purché se magna, certo, ti fanno il kebab, ti fanno la pizzeria, e noi ci chiediamo tutti: ma dove prendono i soldi? Negozi cinesi a go-go, e quelli soldi ce li hanno davvero, o semplicemente chiudono la società e ne riaprono un'altra subito dopo? Tanti dubbi, e se ne avete qualcun altro fate come il nostro ascoltatore, entrate pure in onda chiamando 02 9294 7222, siamo l'ultimo baluardo di libertà, anche attraverso WhatsApp al 340 6709 659, potete dire, fare tutto ciò che volete. È chiaro che quando l'ascoltatore mi segnala Atlantico Quotidiano, la rivista di analisi politica, economica e geopolitica di Nicola Porro, in questo caso c'è Umberto Camillo Iacoviello che scrive: sentite cosa dice Hamas, prima gli ebrei, poi conquisteremo Roma. Una volta massacrati gli ebrei, sarà la volta di tutti i non musulmani, comunisti compresi. Non è mica detto, se recitano a memoria qualche verso del Corano, mi pareva che qualcun altro riuscisse a salvarsi, non gli tagliavano la testa. Gli occidentali sono gli unici a fare il tifo per chi dichiara apertamente di volerci eliminare. Signori, c'è un bell'articolo che fa paura, però, effettivamente, perché Hamas, scrive, ha obiettivi ambiziosi che non si fermano alla cancellazione dello Stato di Israele. Questo è uno dei punti cruciali della questione. Nessuno si chiede cosa pensano gli islamisti che controllano Gaza di noi occidentali? Non è esattamente un dettaglio. Dalle parole dei suoi leader emerge chiaramente, perché lo dicono senza mezzi termini, che lo scopo non è solo la liberazione della Palestina, ma la creazione di un califfato mondiale. Ragazzi, facciamo i complimenti al sito Atlantico Quotidiano, ma queste cose noi le diciamo da qualche decennio, ragazzi. Certo, siamo inascoltati, facciamo terrorismo, ma loro lo fanno peggio. Ci fermiamo, c'è la pausa delle 13, ma vi ho invogliato abbastanza a restare sintonizzati. Tra pochissimo parleremo anche di voi pedini, della vostra festa che parte proprio questa sera a Reggio Emilia, un po' particolare. C'è un po' di freddo all'interno del PD, e soprattutto ci sarà qualche fuochettino artificiale. Ci fermiamo, ma è in arrivo la nuova canzone di Victoria, scritta con la K. Restate lì. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Vittoria, è appena uscito il mio primo singolo Specchi, che sono felice di condividere con voi perché parla della ricerca di se stessi e anche di un'identità senza filtri. Correte a sentirlo, mi raccomando, e io mando un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ci sentiamo presto. Bye! Guardo lo specchio, perdo il flow. Sarò fuori di testa, ballo nella mia stanza sulla pelle. Sento le lacrime di noia e tuffe che coppia e incollano. Sono in down, sono un fantasma, sono ghost e sono asma. Lo sai, io non ci sto più. Paranoia e déjà vu. Sotto le nuvole mi cerco nello specchio e vado in caccia di una festa. Muoiono favole, sono persa fra le luci e sento esplodermi la testa. Guardo lo specchio, sento il flow. Sarò fuori di testa, ballo nella stanza sulla pelle. Sento le lacrime di gioia, fuoco e tira e molla. Tipo love, perfezione, body witch, tipo Hermione. Lo sai, io non ci sto più. Paranoia e déjà vu. Sotto le nuvole mi trovo nello specchio e vado in cerca di una festa. Piangono favole, mi cello fra le luci e tengo il passo e già mi basta. Fece animale, agno nucleare, sul libro di fisica disegno la mia musica. Sotto le nuvole mi trovo nello specchio e vado in cerca di una festa. Piangono favole, mi cello fra le luci e tengo il passo e già mi basta. Sul libro di fisica disegno la mia musica. Pompa, un bel ritmo, però senza esagerare, anche noi anziani possiamo ballarlo, facciamo il ballo dell'orso. La nuova canzone di Victoria, scritta con la K, Victoria, si intitola Specchi, e lei si chiama in realtà Vittoria Buratti, classe 2008, nata in Ungheria, chiaramente selezionata accuratamente da Sammy Varin, ma trasferitasi in Italia a 6 anni. Ok, si scherza, of course, però questi sono i ritmi belli che a quest'ora non disturbano più di tanto. Trovate questo pezzo Specchi di Victoria su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube. 13.05, il buon pomeriggio, siamo in diretta nazionale anche sulla Radio DAB in tutta Italia con Radio Libertà. Ci ascoltate sul sito radiolibertà.net o su YouTube e Facebook cercando Radio Libertà o scaricando l'applicazione di Radio Libertà, è la soluzione migliore, sul vostro cellulare o tablet, così ci portate ovunque. Sì, vi ho galvanizzato, ma soprattutto penso di avere galvanizzato i figli del barcone, ragazzi. Stanno arrivando WhatsApp al 3406709 io non lo so cosa sta succedendo, ma probabilmente ho un ascolto sempre più variegato. Sì, tra poco parleremo della festa dell'unità a Reggio Emilia. Prima però, Simone, sul cursore c'è un figlio del barcone che ha qualcosa da dirmi. Sentiamo. Guardate! Sì? San Giovanni! Ah. San Giovanni, guardate il re dei Maranza! Il re dei Maranza! Ok! È salito su un'auto, Guardate! sul tetto di un'auto. Sopra la macchina! Sì. San Giovanni, casa mia! Casa mia. Ok? Ok. San Giovanni, casa mia! Va bene, sempre caro. nel Bronx! Maranza!
Bravo Maranza, figlio del barcone, ci ricorda appunto San Giovanni, penso sia Sesto San Giovanni, fatemi sapere qualcosa, anche perché abbiamo un sindaco che conosciamo bene, figlio del barcone, salta su macchina e fa il video per TikTok. Cosa non si fa per farsi vedere, ragazzi? Però tutto questo mette un po' di paura e c'è qualcuno che ha commentato subito dopo. Sentiamo? Avete sentito cosa ha detto il predicatore di Hamas? Eh. Yunis al-Astal. Molto presto Roma sarà conquistata. Roma, la capitale crociata, diventerà l'avamposto di tutte le conquiste in Europa. Tradotto, non si accontentano di Israele, vogliono Roma, vogliono noi, la capitale del cristianesimo, la nostra casa. Ed ancora, Allah colpisci gli ebrei ed i loro simpatizzanti, i cristiani e i loro sostenitori, i comunisti e i loro aderenti, contali e uccidili tutti, non lasciarne nemmeno uno. Avete capito bene? Non solo Israele, non solo i cristiani, persino i comunisti, quelli che oggi ammiriamo sventolare le bandiere pro-Palestine in tutte le piazze europee. E mentre questi pazzi sognano un califfato mondiale, noi abbiamo gente che applaude. Mon Dieu, c'è chi si emoziona per la kefia, chi fa la marcia con la bandierina, chi ci spiega che Hamas è resistenza. Ma resistenza a cosa? Resistenza al vivere civile, alla libertà, al nostro modo di vivere? Perché, diciamolo chiaro, Hamas non vuole liberare nessuno, vuole solamente imporre l'Islam politico a tutti. E allora, cari compagni dal cuore tenero, ricordatevi una cosa: voi siete nemici per loro quanto noi, e non ci saranno eccezioni. Non vi salverà il vostro antifascismo, non vi salverà nemmeno il vostro comunismo, tantomeno il vostro buonismo. E come diceva qualcuno, le civiltà non vengono uccise, si suicidano da sole. E noi, con questa ingenuità, siamo sulla buona strada per il suicidio collettivo. Non so se avete anche voi i brividi, personalmente stiamo facendo una radio che non fa nessuno, è assolutamente controinformazione al 100%, c'è qualcuno che si sta studiando qualche verso del Corano da recitare per non farsi tagliare la testa. Cosa ne pensate? Potete entrare in onda, se mi chiamate allo 0292947222 potete entrare in onda e commentare ciò che stiamo raccontando in esclusiva su queste frequenze. Anche tramite WhatsApp inviate il vostro messaggio al 340 6709 659. E intanto, giustamente, il PD apre le danze, ballano da soli, senza nessun altro che faccia opposizione sul palco. Negli altri palchi è normale confrontarsi anche con chi non la pensa come te, e loro l'opposizione la fanno a loro stessi. Scrive oggi Cesare Zapperi sul Corriere: il taglio della festa è già nel titolo, 80 voglia di unità. Un gioco di parole per festeggiare gli 80 anni della festa dell'unità, ma anche per rimarcare l'obiettivo che persegue il PD a guida Elly Schlein. Il suo "vogliamo essere testardamente unitari" si declina in un programma di dibattiti e di confronti che esclude totalmente i rappresentanti dei partiti di centrodestra, ma anche di quelle forze che stanno ai margini del campo largo come Italia Viva e Azione.
Una lunga tradizione di inviti eccellenti, di scontri dialettici sinistra-destra, da Andreotti a Fini, passando per Previti, Montanelli, è sacrificata sull'altare del dialogo tra soggetti politici vicini perché, come sottolinea Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione della Festa dell'Unità, in questa fase politica dobbiamo lavorare per costruire l'alternativa. La scelta di Reggio Emilia ha precise ragioni. Qui è nata la Festa dell'Unità, qui nell'83, pochi mesi prima di morire, Enrico Berlinguer tenne un memorabile comizio di fronte a quasi 1 milione di persone. Reggio Emilia è la città di Mildeiotti, un'icona della sinistra del passato. Girando tra gli stand si respira forte quest'area di autoreferenzialità che esclude il bisogno di confrontarsi con chi è alla guida del paese. Qui mi fermo, ma prosegue sul Corriere l'articolo di Cesare Zapperi che parla di queste nostalgie del passato, di questa voglia grandissima del PD, lavorare per costruire l'alternativa, ma soprattutto, aggiungo io, almeno per non litigare tra noi stessi, anche all'interno del Partito Democratico. Se volete, sempre nel Corriere, in quelle pagine, c'è il retroscena di Monica Guerzoni a proposito di elezioni regionali. Per il governatore ferito l'ipotesi di un seggio, ma il passo indietro non spegne le tensioni. Si ritorna naturalmente a parlare di Puglia, di Michele Emiliano, governatore della regione Puglia per il centro-sinistra dal 2015. Ha ricoperto gli incarichi di assessore nella giunta del comune di San Severo e poi sindaco di Bari fino al 2014. Nel 2017 si è candidato alle primarie nei circoli per la segreteria del PD, ottenendo l'ultimo posto con l'8%. Nel 2021 diventa vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Se siete interessati, signori, il quotidiano Il Corriere oggi ne parla, ma parla anche dei siti sessisti. E chi non parla dei siti sessisti? Come ben avete sentito, se mi avete sentito, io non ne ho assolutamente parlato in rassegna stampa perché ne parlano tutti quanti. Però italiano, 45 anni, imprenditore, così agiva il gestore dei siti sessisti. Pagina 15 del Corriere. In rete si faceva chiamare Boss Miao ed è uno dei motivi per cui l'hanno beccato. Tutti questi gattini ogni volta che chattava. Lui dice: soldi per rimuovere le foto? Fornisco un servizio. Chi vuole approfondire lo può fare acquistando qualunque altro quotidiano, ma non pensate che io sia qui a fare da coro con gli altri, basta accendere il televisore, qualunque TG ne parla, così come si è parlato anche se Mediaset non lo ha fatto come pensavo, almeno pochi minuti dopo la notizia, il coccodrillo è sempre pronto, ma in questo caso io pensavo che ieri alle 8 fosse addirittura l'apertura del TG5, niente, la notizia è arrivata tardissimo all'interno del telegiornale, pagina 21 del Corriere, i fuori onda e la faziosità senza fingere. Ecco un ritratto di Emilio Fede, che viene ricordato soprattutto per gli anni alla direzione del TG4, ma la sua carriera giornalistica era iniziata alla Gazzetta del Popolo di Torino e poi dal 54 in Rai, dove entra nel 61, dal 76, signori, per 5 anni ha condotto il TG1 e voi grandicelli come me o di più non potete non ricordarlo. È stato direttore del TG1 per 2 anni. Nell'89 Fede passa in Fininvest, prima come direttore di Video News, poi di Studio Aperto. La sua lunga direzione del TG4 comincia nel 92 per concludersi nel marzo 2012. Ricordiamo che nel 2011 Emilio Fede viene indagato e poi condannato per induzione e favoreggiamento della prostituzione nel caso Ruby. 8 anni dopo la Cassazione conferma la condanna a 4 anni e 7 mesi.
chiaramente di Emilio Fede, che se n'è andato ieri sera proprio intorno all'orario in cui vanno in onda i telegiornali. Ricordiamo tante cose, ma ricordiamo le frasi memorabili che sono diventati meme anche per i più giovani, e la cosa ci fa anche un po' di piacere, perché noi che le abbiamo vissute in diretta quelle situazioni, noi che abbiamo sentito il poteva essere una strage, ma anche che figura di merda. E beh, insomma, abbiamo in bocca e nel cuore un sapore differente. Dove vado, signori? Vado a sentire un messaggio, cavolo, non sarà mica un altro figlio del barcone. Simone, prova a tirare sul cursore, ho quasi paura. Sentiamo cosa dice questo. Contro. Sono io. Sono io che parlo. Qualche verso del Corano da recitare per non farsi è la mia tagliare trasmissione. la testa. Cosa ne pensate? Potete entrare in onda se mi chiamate allo 02 infatti, 9472 mi fa piacere. potete entrare. Questa non l'avevo mai sentita. stiamo Cioè mi spediscono un messaggio con la mia voce. Allora è qualcuno che probabilmente mi ama così tanto, oppure magari è una dichiarazione di odio dicendo attento Sammy Varin, questa è l'ultima trasmissione che fai. Beh, dicendo queste cose, le cose che vi stiamo raccontando, posso anche capirlo. No, però no, sto ricevendo messaggi invece che mi richiedono l'articolo che giustamente il nostro Marco da Mantova ci aveva segnalato su Atlantico Quotidiano, Nicola Porro, ma l'articolo è di Umberto Camillo Iacoviello. Sentite cosa dice Hamas: prima gli ebrei, poi conquisteremo Roma. Allora, è letto probabilmente dall'intelligenza artificiale, non è che faccia i salti di gioia, però siccome parlo ormai da ore, faccio giustamente un po' di silenzio e ve lo faccio leggere dall'intelligenza artificiale, e dice cose molto pesanti, soprattutto noi che stiamo facendo il tifo per la famosa flotilla che arriverà tra un po' sulle coste e sarà lì sulla striscia di Gaza a dire Palestina libera, però non dice via Hamas, non lo dice questa cosa, fuori dalle palle Hamas. È questo che ci fa un po' pensare, ci chiediamo che cosa ci sia dietro questa flotilla e cosa c'è davvero nei piani di Hamas se non se ne va dalla striscia di Gaza. Ma anche se se ne va, ragazzi, se se ne va dalla striscia di Gaza, dove va Hamas? Mamma mia, Sammy Varin, stai facendo il terrorista. Allora, se non ci sono chiamate, ci sono, allora mandiamo la chiamata e poi vi faccio sentire la lettura di questo articolo, perché è roba che scotta. Mi sono scottato, cacchio. Pronto? Sta per lo stiro. Buongiorno, Ciao. signor Femminisetta. Ciao. Allora, è una notizia fuori dall'usuale. Signor Semmi, oramai l'ANPI è di estrema sinistra, secondo me. No, appunto, volevo dire che a mio parere, come per il 25 aprile, l'ANPI oramai distintasi per la sua politica di estrema sinistra, intenderebbe prevaricare la memoria storica di questo paese, come già per il 25 aprile o per l'11 maggio. A 80 anni, mi sembra che sono 80 anni, sono un po' tanti, ancora vedo l'ANPI arrampicarsi su ogni rilievo, signor Semmi, per riceverne pubblicità. Ormai è proprio l'ora di finirla con questa ANPI. Tutto qua. Grazie. Io la saluto e buona giornata anche a lei. Grazie, chiaramente non mancherà anche l'ANPI alla festa dell'unità questa sera a Reggio Emilia, però certo dispiace per chi ama la pasta asciutta e l'ANPI ne ha fatte di pasta asciutte antifasciste. Fermi tutti, sì dai, ascoltiamo la lettura dell'articolo, prima gli ebrei, poi conquisteremo Roma, lo dice Hamas, mi scuso con voi, l'intelligenza artificiale, ma sapete, io non sono in grado di essere così bravo. Sentiamo come la legge, sul cursore. Meno di un anno fa abbiamo parlato della strana coppia comunisti occidentali musulmani, mettendo in risalto le contraddizioni dei due partner, uniti esclusivamente dall'odio nei confronti dell'Occidente e di Israele. Al netto della complicata storia dei rapporti tra Israele e gli arabi palestinesi, permane una totale ignoranza sulla natura di Hamas, il movimento islamico di resistenza, diverso dalla laica Al-Fatah. Un califfato mondiale nato come costola palestinese dei fratelli musulmani,
Hamas ha obiettivi ambiziosi che non si fermano alla cancellazione dello Stato di Israele. Questo è uno dei punti cruciali della questione. Nessuno si chiede: cosa pensano gli islamisti che controllano Gaza di noi occidentali? Non è esattamente un dettaglio. Dalle parole dei suoi leader emerge chiaramente, perché lo dicono senza mezzi termini, che lo scopo non è solo la liberazione della Palestina, ma la creazione di un califfato mondiale. Yunis al-Astal è un predicatore e membro di Hamas, eletto nel Consiglio legislativo palestinese per l'area di Khan Yunis. Ha conseguito laurea magistrale e dottorato in Sharia presso l'Università di Giordania ad Amman. È stato docente all'Università Islamica di Gaza, dove ha ricoperto i ruoli di preside della facoltà di Sharia e presidente del Comitato per le Fatwa. Collabora regolarmente con il giornale Al-Risala, organo di Hamas, ed è tesoriere del Comitato Zakat al-Rama a Khan Yunis. Ha fondato e dirige le scuole islamiche e partecipa a programmi su Al-Aqsa TV, canale di Hamas. Ha preso parte a varie conferenze di giurisprudenza islamica, in particolare su diritto bancario islamico e sull'insegnamento delle scienze islamiche nelle università. Proprio su Al-Aqsa TV, Yunis al-Astal ha dichiarato: Allah ti ha scelto per sé e per la sua religione, affinché tu serva da motore per trascinare questa nazione alla fase della successione, della sicurezza e del consolidamento del potere, e persino alle conquiste attraverso la Dawa, predicare l'Islam, e le conquiste militari delle capitali del mondo intero. Molto presto, a Dio piacendo, Roma sarà conquistata, proprio come lo fu Costantinopoli, come profetizzato dal nostro profeta Muhammad. Oggi, Roma è la capitale dei cattolici, o la capitale crociata, che ha dichiarato la sua ostilità all'Islam, e ha piantato i fratelli delle scimmie e dei maiali in Palestina per impedire il risveglio dell'Islam. Questa loro capitale sarà un avamposto per le conquiste islamiche, che si diffonderanno in tutta Europa, e poi si rivolgeranno alle due Americhe, e persino all'Europa orientale. Credo che i nostri figli o i nostri nipoti erediteranno il nostro jihad e i nostri sacrifici, e a Dio piacendo, i comandanti della conquista verranno da loro. Oggi, instilliamo queste buone novelle nelle loro anime, e per mezzo delle moschee e dei libri del Corano, e della storia dei nostri profeti, dei suoi compagni e dei grandi leader, li prepariamo per la missione di salvare l'umanità dal fuoco infernale sull'orlo del quale si trovano. Qui si parla di conquiste militari delle capitali del mondo, con gli occhi puntati sul loro obiettivo primario: Roma, la capitale del cristianesimo. La città eterna, che dopo essere stata conquistata dai musulmani diventerà, nei loro progetti, l'avamposto per la conquista dell'Occidente. E, per essere ancora più chiaro, Yunis al-Astal sottolinea che, tra pochi anni, tutti i sionisti e i coloni si renderanno conto che il loro arrivo in Palestina è stato finalizzato al grande massacro, tramite il quale Allah vuole sollevare l'umanità dal loro male. Parentesi quadra aperta, parentesi quadra chiusa. Quando la Palestina sarà liberata e la sua gente vi farà ritorno, e l'intera regione, con la grazia di Allah, si sarà trasformata negli Stati Uniti dell'Islam, la terra di Palestina diventerà la capitale del califfato islamico, e tutti questi paesi si trasformeranno in stati all'interno del califfato. Quando ciò accadrà, ogni palestinese potrà vivere ovunque, perché la terra dell'Islam è proprietà di tutti i musulmani. Finché ciò non avverrà, dobbiamo rifiutare tutti i piani di reinsediamento, la naturalizzazione o persino i risarcimenti prima del ritorno dei rifugiati. Anche cristiani e comunisti, Israele e gli ebrei sono solo i primi nemici sulla linea del fronte, ma una volta massacrati, nasceranno gli Stati Uniti dell'Islam proprio in Palestina, con l'obiettivo di restaurare un califfato islamico universale sul modello della prima espansione del VII secolo, quella che arrivò anche in Italia, soprattutto al sud. Dunque, i nemici di Hamas sono tutti non musulmani, anche quelli che oggi ingenuamente sventolano la bandiera della Palestina. Sempre sul canale ufficiale di Hamas, Al-Aqsa TV, è stata trasmessa una preghiera che sarà probabilmente sfuggita ai compagni comunisti e ai cristiani occidentali dal cuore tener. E che recita queste parole: Allah, o nostro Signore, sconfiggi i tuoi nemici, nemici della religione, Islam, in tutti i luoghi. Allah, colpisci gli ebrei e i loro simpatizzanti, i cristiani e i loro sostenitori, i comunisti e i loro aderenti. Allah, contali e uccidili fino all'ultimo, e non lasciarne nemmeno uno. Chiaro? Non solo gli ebrei, ma anche i cristiani e i comunisti devono essere sterminati, fino all'ultimo. Gli occidentali sono gli unici a fare il tifo per chi dichiara apertamente di volerci eliminare, perché, ben inteso, poco importa se frequentiate la Chiesa o meno, per loro siamo tutti indistintamente nemici.
Dominio mondiale. Mahmoud al-Zahar, nato a Gaza nel 1945, è un politico palestinese, cofondatore di Hamas e suo primo portavoce. Arrestato e perseguito più volte da Israele, è stato eletto nel Consiglio legislativo palestinese nel 2006. Oggi vive in Qatar, dove continua a opporsi alla soluzione dei due stati e sostiene la distruzione di Israele. Sulla yemenita Al Masira TV ha dichiarato che, oggi, si potrebbe dire che abbiamo raggiunto una fase di deterrenza, una fase in cui possiamo difendere la terra occupata. Quando parliamo dell'esercito di Gerusalemme e della battaglia della promessa dell'Aldilà, non stiamo parlando di liberare solo la nostra terra, ma crediamo in ciò che ha detto il nostro profeta Maometto. Allah ha avvicinato l'una all'altra le estremità del mondo per amor mio, e io ho visto le sue estremità orientali e occidentali. Il dominio della mia nazione raggiungerà quelle estremità che mi sono state avvicinate. L'intera superficie di 510 milioni di chilometri quadrati del pianeta Terra sarà posta sotto un sistema dove non ci sarà ingiustizia, né oppressione, né tradimento, né sionismo, né cristianesimo infido, e nessun assassinio o crimine, come quelli che vengono commessi contro i palestinesi e contro gli arabi in tutti i paesi arabi. Non poteva essere più chiaro. L'obiettivo è islamizzare il mondo intero, non solo la Palestina. Non solo la sinistra, incompatibile con l'Islam, figuriamoci con Hamas, ma, ai noi, anche parte della destra che fa giustamente l'apologia di Poitiers e della battaglia di Lepanto, finisce poi per simpatizzare con chi dichiara apertamente di volerci annientare in nome dell'Islam. Per non parlare di tutta l'area antisistema, che per anni ha giustamente messo in discussione i numeri sparati a caso sul Covid e sulle vaccinazioni, per poi bere a occhi chiusi i dati sui morti del presunto genocidio, diffusi da Hamas e Al Jazeera, diventate inspiegabilmente fonti affidabili. L'OMS e l'Istituto Superiore di Sanità non sono ritenuti credibili, ma si pende dalle labbra dei terroristi musulmani. Alla faccia del mainstream che usa due pesi e due misure. In conclusione ricordiamo che subito dopo l'attacco del 7 ottobre, la rivista Limes ha intervistato Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas e capo dell'amministrazione della striscia di Gaza dal 2014 al 2017. Poco prima di essere ucciso Haniyeh ha dichiarato alla rivista di Geopolitica che, trattandosi di una guerra che riguarda la terra di Palestina, Gerusalemme e Al-Aqsa, la battaglia coinvolge l'intera Umma, comunità dei credenti musulmani, NDR. Ecco perché invito tutti i figli di questa Umma, ovunque si trovino nel mondo, a unirsi, ognuno a modo suo, a questa guerra, senza indugi e senza voltarsi indietro. Europa ventre molle. Ciò che non è chiaro agli occidentali è che è in corso uno scontro di civiltà tra due mondi in guerra da 1500 anni. L'Europa, per secoli capace di respingere le orde armate dell'Islam, è oggi diventata il ventre molle dell'Occidente, aprendo le porte a immigrati che detestano apertamente il nostro modo di vivere. Il nuovo tentativo di conquista probabilmente non avverrà con le armi, ma con la demografia, con il ventre delle donne musulmane. Nel frattempo gli occidentali, unici al mondo, arrivano perfino a fare il tifo per chi vuole sottometterci ed eliminarci, credendo che l'Islam politico si fermerà in Medio Oriente, quando in realtà, Gaza è già qua, basta farsi un giro nelle nostre città. Riecheggiano come un triste presagio le parole dello storico inglese Arnold Ilunga. Toynbee. Le civiltà non vengono uccise, si suicidano. È già successo, e gli occidentali sono sulla buona strada verso il collasso. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. If life is a dream, then baby dream on. Until they tell me it's real, I guess I dream on. If it feels like magic, then it probably is. I got this vision going round and round in my head, like a sea of lights lying back in my bed. Dream on.
I dream on. Turn up the love, won't you crank it up to full? Turn up the love, give it like we're supposed to do. Turn up the love, and tell me what we're waiting for. Cause baby, I wanna be near you. I wanna be near you. If life is a dream, then baby dream on. Until they tell me it's real, I guess I dream on. Feels like magic and it probably is. I got this vision going round and round in my head, like a sea of lights lying back in my bed. Dream on, I dream on. Turn up the love, won't you crank it up to full? Turn up the love, give it like we're supposed to do. Turn up the love, and tell me what we're waiting for. Cause baby, I wanna be near you. Turn up the love, won't you crank it up to full? Turn up the love, give it like we're supposed to do. Turn up the love, and tell me what we're waiting for. Cause baby, I wanna be near you. I wanna be near you. Turn up the love. If it feels like magic, and it probably is. I got this vision going round and round in my head, like a sea of lights lying back in my bed. Dream on, I dream on. Turn up the love, won't you crank it up to full? Turn up the love, give it like we're supposed to do. Turn up the love, and tell me what we're waiting for. Cause baby, I wanna be near you. Turn up the love, won't you crank it up to full? Turn up the love, give it like we're supposed to do. Turn up the love, and tell me what we're waiting for. Cause baby, I wanna be near you. I wanna be near you. Turn up the love. Mi ha colpito questo pezzo perché irradia gioia, connessione immediata, sia in radio che sulla pista da ballo. Si chiama Turn Up the Love, Clapton con Crystal Fighter, e ci ha menato un po' via, perché dopo le cose che vi ho trasmesso, ragazzi, sì, lette dall'intelligenza artificiale, aperta la parentesi quadra, chiusa parentesi qua, qualcuno mi ha scritto addirittura perché non l'hai fatto leggere alla voce femminile. Oh ragazzi, che pretenziosini! Abbiamo sentito dal sito Atlantico Quotidiano cosa dice Hamas. Prima gli ebrei, poi conquisteremo Roma. Capito mi hai? Insomma, siamo qui ad applaudire la flotilla, ma cosa c'è dietro? La verità sta nel mezzo e noi cerchiamo veramente di sfiorare tutte le possibili verità, poi giustamente voi vi fate la vostra idea. Ma c'è il Maranza che ci ha scritto, signori, facciamo risentire il Maranza, ragazzi, sul cursore, vai Maranza, Guardate! Sì. Sì. San Giovanni! Sì. San Giovanni, guardate il re dei Maranza! Il re dei Guarda. Maranza. Ah, ecco. Ok? È salito sul tetto di un'automobile. Sopra la macchina! Sì. San Giovanni, casa mia! Bravo. Ok? Ah. San Giovanni, casa mia! Ok. Sempre nel Bronx! Va bene. Maranza, ho capito, Maranza, e parla come una scimmia più o meno, quindi ci siamo abbastanza, però sono le mode, ragazzi, e già, voi figli del barcone avete lanciato la moda dei Maranza e ora insegnate anche ai nostri figli come si vive nella giungla di città. Se avete qualcosa da dire, fatelo adesso o tacete per sempre. Chiamate 0292947222, che siate Maranza o no, io vi faccio parlare. Anche attraverso WhatsApp 34067090659, perché noi ci chiamiamo Radio Libertà e trasmettiamo anche i Maranza che ballano in Piazza Duomo. Non è possibile, anche questo ci hanno spedito sul cursore e non c'è niente da ridere. La sveva se la ride. Attenta, perché sappiamo che in metropolitana, ragazzi, gira di tutto di più. Infatti ha 3 o 4 guardie del corpo padane che la seguono. Guarda i Maranza, guardali.
I Maranza in Piazza Duomo a Milano ballano e cantano, signori. Ma dov'è il macete? Dov'è il macete? Maranza senza macete, ma questa è una notizia, ragazzi. Bene, bravi. Ballate perché ballare fa bene, ma niente macete, ok? È in mano a loro ormai, È in mano a loro, ragazzi. Milano è in mano a loro. Gliel'abbiamo lasciata, certo. È triste, ma è così. E poi con il PD che governa, chiaramente, bisogna aiutarli, bisogna perdonarli, poverini. Sono immagini sconvolgenti, certamente, se avete la fortuna di guardarci in radiovisione su Facebook e su YouTube. Se non ci state ascoltando, non ci state guardando, ma ci state solo ascoltando, ricordate che poi che queste trasmissioni vanno in replica la sera, nel mio caso, dopo le 21:30. Vogliamo fermarci? Vogliamo disintossicarci un attimo? E allora vogliamo seguire la Lega? Dai! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Chiaro che se poi vi fate le leghe, vi costruite altre leghe, aiutate soltanto la sinistra, aiutate il PD, aiutate questi Maranza che ormai si impossessano delle nostre città, al posto che fare squadra, signori. Hai qualcosa da dire? Se hai qualcosa da dire, scrivimi 340-6709-659, sono qui per quello, ma anche per leggere gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Chiaro che tutto ciò che dico, ogni respiro, ogni movimento che faccio è propedeutico alla grande Pontida 2025. Il 21 di settembre il grande raduno nazionale della Lega a Pontida in provincia di Bergamo, con lo stand di Radio Libertà che vi aspetta dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio, l'occasione di incontrarci, di rincontrarci dopo un anno, o magari di vederci per la prima volta perché avete scoperto Sammy Varin che fa la rassegna stampa la mattina al posto del grandissimo Giulio Cainarca, chiaramente lui che mi ha ceduto lo scettro perché, mica scemo, ha capito che qua i giornali si raccontano le balle l'uno con l'altro e ha scelto il nostro vice direttore di condurre una trasmissione successiva alla rassegna stampa di approfondimento come solo lui sa fare. Chiaro, ci troviamo a Pontida il 21 di settembre, tra poco vi dico anche altri particolari, ma ci sono nel frattempo tanti altri appuntamenti da non scordare targati Lega, anche perché in molte regioni ci si prepara al voto. E allora, proprio domani, giovedì 4 settembre, in Valle d'Aosta si voterà a fine mese, domani sera alle 21 a Ver, Salone Bonomi. Eccola qui, la Lega che si candida, la Lega che ascolta il territorio. Un po' prima, se siete a Gressonei Trinité, stupenda ragazzi, è in piena montagna, non è un po' più bassa Gressonei Saint-Jean, ma è ancora più in alto, io ci andrei subito. Domani giovedì 4 settembre, ore 18:30, Gressonei Trinité, Hotel Chalet d'Ulis, la Lega vi ascolta, parla, ma soprattutto ascolta, perché oggi di parlare sono capaci tutti quanti. 4 settembre, sempre domani, ma siamo questa volta in Umbria, a Perugia. Presentazione dei contenuti del DL Sicurezza. Perugia, 4 settembre, presso l'Hotel Joe, via Ruggero Andreotto 19. A partire dalle 18, i saluti di Lorenzo Mattioni, responsabile Regione Umbria, Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega e segretario comunale della Lega in quel di Perugia. Donatella Tesei, grandissima consigliera regionale della Lega. Enrico Melasecche, consigliere regionale capogruppo della Lega.
Dopo i saluti arrivano i relatori, signori, il deputato della Lega onorevole Virginio Caparbi, l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, segretario anche della Lega Umbria, e il grandissimo Gianni Tonelli, responsabile Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega. Se siete in zona o se avete amici o parenti in Umbria, domani 4 settembre a Perugia, ore 18, Hotel Joe, via Ruggero Andreotto, numero 19. Gli appuntamenti da non scardare, targati Lega, certo, se ci ascoltate in diretta, oggi mercoledì 3 settembre alle 15, nella regione Marche si presentano i candidati ad Ancona con Claudio Durigon e Giorgia Latini. Questo pomeriggio, tra poco più di un'ora alle 15, Claudio Durigon e Giorgia Latini saranno al ristorante L'Ascensore in piazza 4 novembre ad Ancona. Qui bolle in pentola qualcosa di buono. Non ho inserito tra gli appuntamenti mangerecci, ma qui se magna pure, ne sono sicuro. La festa della Lega ad Oppeano in provincia di Verona, 24esima festa della Lega ad Oppeano, 4, 5, 6, 7 settembre. Allora si comincia domani, giovedì 4 settembre, serata danzante con l'orchestra Tiziano Tonelli ed Erika. Alle 19, domani, giovedì 4 settembre, ad Oppeano, arriva Generale Vannacci. Ore 19, Oppeano, Verona, domani, giovedì 4 settembre, il Generale Vannacci. Venerdì 5 settembre, sempre alla festa della Lega di Oppeano, arriva il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Chiaramente c'è sempre l'orchestra che vi fa danzare, ma le danze le conduce Maurizio Fugatti, venerdì 5 settembre. Sabato 6, insieme alle danze, arriva il capitano Matteo Salvini. Matteo Salvini alla festa della Lega di Oppeano, ore 19, sabato 6 settembre. Domenica 7 arriva il segretario regionale della Lega, Liga e parlamentare della Lega, Alberto Stefani. Occasione chiaramente per conoscere i segretari della Lega, conoscere i rappresentanti regionali ma anche locali della Lega. Domenica 7 il sindaco di Treviso Mario Conte. Chiaramente si mangia a partire dalle ore 19. Siamo ad Oppeano presso il centro sportivo Le Fratte, piazza Marco Longo, 4, 5, 6, 7 settembre, 24esima festa della Lega di Oppeano. E signori, un po' di invidia ce l'abbiamo perché ci faremo un giro volentieri tutti quanti. Lavoro e formazione, contratto giovani, politiche attive per l'occupazione, riforma ETS. Dove siamo? Siamo a Pesaro, 3 settembre, proprio questa sera a Pesaro, presso Palazzo Gradari in via Rossini, arriva l'onorevole Tiziana Nisini che introduce i lavori, lei è responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro della Lega, e poi gli interventi, l'onorevole Luca Toccalini, responsabile nazionale Dipartimento Giovani, il senatore Claudio Durigon, vice segretario federale, il professor Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione, 3 settembre, questa sera, ore 18, Pesaro, Marche, Palazzo Gradari. Appuntamenti da non scordare, targati Lega. Siamo sempre nelle Marche, ad Appignano, Macerata, Luca Buldorini, Luca Paolo Rossi, venerdì 5 settembre, incontrano i cittadini presso il Giardino dei Tigli ad Appignano, in provincia di Macerata, a partire dalle ore 21. Legaonline.it, certamente, se cercate appuntamenti da non scordare, soprattutto quelli televisivi degli esponenti della Lega, legaonline.it, dove si può fare anche la tessera della Lega da remoto. Intanto domani, giovedì 4 settembre alle ore 21, se ci seguite dalla zona di Varese, a Busto Arsizio c'è il congresso della Lega Giovani del Varesotto. Varesot pianta casot, controcorrente per natura. Domani
Domani giovedì 4 settembre, ore 21, Busto Arsizio Varese, presso Villa Calcaterra, via Magenta 70, con un saluto a tutti i giovani della Lega sparsi in Italia. Sabato 6 settembre siamo di nuovo in Val d'Aosta, a Ostellerie du Cheval Blanche ad Aosta. A partire dalle 18:30 arrivano pezzi grossi della Lega ad Aosta. Sabato 6 settembre. Il responsabile Dipartimento Sicurezza della Lega, Gianni Tonelli. Il deputato capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, onorevole Igor Iezzi. Me lo salutate? Anche il Tonelli. Se siete in zona, ma anche per farvi un weekendino in Val d'Aosta, questo sabato 6 settembre, ore 18:30 ad Aosta, Ostellerie du Cheval Blanche, più sicuri, più liberi. Appuntamento sul tema sicurezza. Aspetta, guarda che ce ne ho ragazzi, ce ne ho ragazzi di cose da segnalarvi, perché o adesso o mai più. Matteo Salvini a Udine, venerdì 5 settembre ore 11, arriva il capitano a Udine, Friuli Venezia Giulia, inaugurazione della sede regionale della Lega, venerdì 5 settembre alle ore 11 in via Aquileia 37 ad Udine con Matteo Salvini. La festa della Lega a Monza Brianza, esattamente a Brugherio, che è attaccata a Monza. Uno dice ma c'è già stata in agosto. No, riprende proprio da domani, 4, 5, 6 e 7 settembre, festa della Lega a Brugherio, a 2 passi da Monza, via Aldo Moro, con ristorante, griglieria, serate danzanti e chiaramente con i pezzi grossi della Lega. 4, 5, 6, 7 settembre, festa provinciale della Lega Monza Brianza a Brugherio. Ancora? Cos'altro c'è da dire? Oh mamma mia ragazzi, mi ero dimenticato che il generale Vannacci, oltre a essere domani giovedì 4 settembre a Doppeano, Verona, ci sarà anche sabato 6 settembre in Toscana a San Sepolcro. Qui siamo in provincia di Arezzo. Fatemelo vedere. Un'altra Europa è possibile. Incontro con i cittadini. Oh, ve lo dico tra parentesi, tonde quadre e graffa. Cercate di arrivare presto a questi eventi, perché chiaramente ci sono le mode. In questo caso ci sono i giornalisti che hanno gonfiato a più non posso, come un pallone, sì, ma in senso buono, il generale Vannacci, facendolo diventare non famoso ma strafamoso. Poi è chiaro, lo vai a ascoltare una volta e dici cazzo, però è bravo, capito? E c'è molta curiosità intorno al personaggio Vannacci. Se andate a un suo evento, arrivate almeno un'ora prima, ve lo dico proprio da amico. Nei posti più imboscati, l'altra settimana era a Selargius in Sardegna, non si riusciva a entrare nella sala comunale. Roberto Vannacci, europarlamentare e vice segretario della Lega, con un'altra Europa è possibile, incontra i cittadini questo sabato 6 settembre a San Sepolcro in provincia di Arezzo, nella sala consigliare. Non sono mai gigantesche queste sale consigliari, in via Matteotti, ore 18:30. Introduce Riccardo Marzi, vice sindaco di San Sepolcro, modera Antonello Antonelli, presidente del Consiglio Comunale. Se siete in zona o se avete parenti o amici in provincia di Arezzo, sabato 6 settembre, Vannacci a San Sepolcro. Prego arrivare prima e non ditemi poi che non ve l'ho detto, ok? Aspetta, c'è ancora qualche cosa. E adesso me ne vado, tranquilli che me ne vado. Avete fretta, dovete fare qualche cosa. Sto per andarmene, ma prima, certamente, la cosa più importante, l'evento più importante è la grandissima Pontida. Allora, questo 6 e 7 settembre, ma anche il 13 e 14 settembre, c'è una grande gazebata regionale della Lega. Cosa significa? Che in ogni piazza, piccola o grande, della vostra città, ci sarà un gazebo della Lega, un gazebo informativo che vi spiegherà
come funzionerà Pontida, ma soprattutto vi darà la possibilità di prenotare il vostro pullman per Pontida. Perché? Come si fa? Perché il 21 di settembre siamo sul Sacro Prato di Pontida, ma ci puoi arrivare in macchina, ci puoi arrivare in treno, perché c'è la stazione a Pontida a 2 passi dal Sacro Pratone, ma l'ideale è arrivarci in pullman, utilizzando uno delle centinaia di pullman che stiamo organizzando da ogni parte d'Italia. Se mi ascolti da Milano, c'è la possibilità di prenotare più di un pullman. Ti faccio qualche esempio. Il pullman numero 1 parte alle 7:55 da Piazzale Maciachini, il numero 2 parte da Piazza Medaglie d'Oro, il numero 3 da Piazzale Lotto, il numero 4 da Piazzale Loreto, tutti naturalmente il 21 di settembre. Ma attenzione, ci sono pullman che partono da ogni parte d'Italia e sul sito legaonline.it c'è proprio l'intero tema pullman, come prenotare con i numeri di telefono, quindi siete perfettamente in tempo per andare sul sito legaonline.it e prenotare il pullman che vi porterà a Pontida. Certo, a Pontida succederà qualcosa di magico, si metteranno i fondamenti per la campagna elettorale, per le regioni, e si dirà qualcosa di importantissimo sul fronte autonomia. Roberto Calderoli ce l'ha anticipato sul Monviso l'altra settimana. Guarda questa foto fantastica. Qui nasce il Po. Il ministro Calderoli è stato domenica scorsa sul Monviso e insieme a grandi rappresentanti piemontesi e non soltanto della Lega ha detto delle cose interessanti che sono state riprese dai quotidiani, certo, ma soprattutto ha messo benzina sul fuoco per gli amici di sinistra che sentire parlare di autonomia, lo sapete, ma anche all'interno del centrodestra chiaramente, insomma, autonomia, e questa volta arriva davvero. Per Pontida ci saranno delle buone, anzi di più, delle ottime notizie. Di più non posso dire, certamente dovete esserci a Pontida, anche perché ci siamo noi di Radio Libertà e minimo tra gli stand saranno tantissimi che arrivano da tutta Italia. Ogni regione praticamente avrà il proprio stand con i propri prodotti, i rappresentanti della Lega di quella zona, e quindi ci rivedrete, conoscerete anche, se venite, il rappresentante territoriale della vostra zona. Tra i tanti stand c'è quello di Radio Libertà. Siamo lì da sempre, fin dai tempi che ci chiamavamo Radio Padania Libera, e ogni volta incontriamo ascoltatori da tutta Italia, quelli nuovi, quelli storici, quelli di 20 anni e quelli di 90 anni. A proposito, mi raccomando, una seggiolina di quelle portatili che si apre, portatevela dietro se non siete più giovanissimi. Noi allo stand qualche sedia l'avremo, ma purtroppo lo spazio è quello che è. Ma veniteci a trovare, perché vi dovete portare almeno uno dei nostri gadget a casa, con una sovvenzione anche di pochi euro, ragazzi, ci mancherebbe. Questi portachiavi, fammeli vedere, in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, ma 5 euro ve lo portate a casa, e questa è roba da collezione, anche perché c'è il faccione di Sammy Varinoni su uno di questi, vedete che roba? Da mettere in macchina, certamente, al posto della calamita con scritto vai piano, pensa a me, il portachiavi col faccione di Sammy Varinoni. Chi avete da ridere in regia? Cosa c'è? Dillo, abbi coraggio. Il santino di Sammy Varini. Eccolo lì, manco fossi morto, non ancora, però metto le mani avanti. Comunque sia, ragazzi, ve lo dico, ce la tiriamo. È stato il gadget più richiesto l'anno scorso, me li avete polverizzati, non ne abbiamo fatti 4-5. Quest'anno ne abbiamo fatti un po' di più, io modestamente ne ho fatto qualcuno, e i primi che arrivano si portano a casa i migliori, come l'ombrellino.
Chiaro che a Pontida ci sarà sicuramente il sole, ma siccome è da qualche anno che c'è sempre il sole, la possibilità che piova esiste. Nel caso di pioggia, allora certamente portatevi un contenitore, perché il fango di Pontida è notoriamente curativo e quindi si utilizza per qualunque tipologia di dolore, soprattutto per rendervi più belli. Nel caso di Simone non c'è speranza, ma in altri casi sicuramente potete utilizzarlo. L'ombrello per proteggervi dalla pioggia ve lo diamo noi, con scritto Radio Libertà. Ombrello piccolo, portatile, da usare anche come bastone o clava in caso di aggressione di immigrati. Lo trovate allo stand di Radio Libertà domenica 21 settembre, o se proprio non potete, ve l'ho detto che c'è lo Spiedo Padano la domenica precedente, il 14 di settembre a Rovato in provincia di Brescia. Se ve lo siete persi, non ve lo dico più, riascoltate le repliche. Tra i gadget che troverete allo stand di Radio Libertà il 21 di settembre, eccolo qua, l'orologio di Radio Libertà. Ce n'è soltanto 2 esemplari. Perché? Perché altrimenti li fa male la mano ai nostri colleghi. Perché è un orologio firmato. Giuro, guarda qua la firma di Sammy Varin, sì, ho fatto sempre questa firma così, con la radice quadrata, su scemo, ma c'è la firma di Vincent, di Giulio Cainarca, di Sallusti e dei nostri registi. Mi raccomando, se ancora non avete firmato siete in tempo, Sveva, Simone e tutti gli altri, firmate, perché tra poco questi orologi verranno chiusi, confezionati, sono solo 2 con le firme, gli altri non hanno la firma ma sono belli lo stesso, e verranno dati a chi offrirà di più al gazebo di Radio Libertà il 21 di settembre. Questi invece non hanno la firma ma sono altrettanto belli. L'orologio a bottiglia, una bottiglia pressofusa con lo stemma di Radio Libertà, e ci sono anche le lancette, perché è un vero orologio, mica una roba cinese. Cosa pensate? Che anche questo in distribuzione il 21 settembre, ne abbiamo una buona quantità, quindi non dovete arrivare per forza alle 7 del mattino. Certo, pochi esemplari di mutande. Le mutande da uomo e da donna con scritto sul sedere Libertà. Una sorpresa stupenda che potete fare al vostro lui o alla vostra lei, che magari non viene a Pontida. Quando arrivate a casa gli portate il paio di mutande. Infine, se dovesse fare caldo, il ventilatore. Questo oggetto misterioso è un ventilatore a mano, quindi ecologico, comprato anche dai Pidini, con scritto Radio Libertà. Ma ce ne sono altri. C'è il mestolo in legno bruciacchiato di Radio Libertà, c'è l'accendino dove io apporrò la mia firma e continuerete ad accendervi le sigarette. Insomma, ragazzi, la tua Pontida, liberi e forti. Domenica 21 settembre a partire dalle ore 10, ma noi di Radio Libertà già alle 7 del mattino vi aspettiamo sul Sacro Pratone. Io ringrazio Sveva, ringrazio Simone, ringrazio tutti voi per la pazienza, me ne vado, ma ritorno, speriamo, certo, dovremmo, quasi quasi, domattina alle 8:30. Avete ascoltato Potere al Popolo. Stai ascoltando